Benvenuti a un'altra puntata per imparare la lingua sarda. In questa puntata noi abbiamo a belle care meta che impariamo un montone di frasi che poi voi potete usare in sa vita di cada dia. E le impariamo con mente. Questa volta le impariamo con i avverbi di modo. O cosa che si possono permettere locuzioni avverbiali sono un po' diverse, ma noi in questo momento la differenza tra queste due cose non ci interessa. È importante che comprendete che stiamo usando avverbi di modo e lo vediamo all'intro di vere frasi che certe sono curiose, certe sono più spago, ma sono cose che si possono usare vedendo cada dia e le cose di cada dia. E cominciamo a comprendere che gli avverbi di modo altro non sono questi avverbi che rispondono a domanda di commente una cosa o una persona esta che o este. Cominciamo da un avverbio di modo che conosciamo tutti e che è bene. Mamma mia, li schidaghere bene su pane in domo. L'avverbio è solo del verbo agere, in questo caso lo sostiene di narra da commenta mamma mia agere su pane in domo, in questo caso bene. Torniamo a narrare in questa frase, mamma mia li schidaghe bene su pane in domo. Male, no est nepode meo est andando male in scuola. E stiamo tornando che su nepode è andando e commenta, rispondere a questa domanda commenta, male. Seguimmo a fare questo esempio su dei commenti si è andati in scuola e lo seguimmo con menzus o lo potete intendere per con meggius. Netta 2 è andando in menzus. Este andando e commenta menzus. Seguimmo il galo con questo esempio e usiamo su avverbio peus. Ma chi sta andando e peus este izu suo. Chi sta andando commenta peus, quindi il plurale di totus este izu suo. Volamente scando una puntata l'amo dedicata alla differenza tra gosi o goi e gasi o gai e abbiamo ornao che gosi si usa da quando è un modo che è seguendo e che va data e gasi quando non siamo riferendo a persone che non sta ascoltando. Vediamo gosi come avverbio del modo ed la proposto in questo esempio. Su gochinao la chimmoso gosi. Potremmo narrare come posso narrare in vita mia, in Ozzana, su gochinao la chimmoso gosi. Su gochinao poi ad capitare una puntata in cui abbiamo a imparare per il numero di germandico su gochinao è una crema d'urche, la potremmo mormutire che si pone da intro di giordurche se abbiamo a tenere occasione di vedere. Andiamo a dennati però questa volta questo avverbio del modo e vediamo commente. Si che sta andando, commente a pozio. Questa è una frase che potete intendere a bere un meta. Che narra che la persona che sembra suffottante si che sta andando in un luogo commente a pozio, in maniera che le si stetta possibile. Commente. A guerra. Per noi è tutto a guerra, che narra che cada cosa che abbiamo è guerrata, è vigere di fatica meda alla risolvere, all'agere. A mala gana, quindi stiamo usando tutte le espressioni che potete usare cada dia in sa vita di cada dia, su triballo, in domo, come te querete. A mala gana. Siamo modios a malagana. Siamo modios commenti a malagana, che non è che non deteniamo gana, chi sa gana è proprio paga. A malaboggia o a malavozza, come si narra di parte mia, che l'ada torrao a malavozza, che narra come simile meva a malagana. De malavozza che narra con
che narrare chi vada a posto mala volontà tornando a quella. Impresse che essere qui io, impresse a domore, qui io che narrare a rientrare e impresse che narrare currinde, a chi lo currinde. A sarevessa, due agese, tutta sarevessa, che narrare chiare, tutta su contrario. A simbessa, questo è simile. L'udeppe sagere a simbessa, l'udeppe sagere a suo contrario, a satiro ghirro. A bello, vai a bello, questo è proprio, si può narrare e intendere meda, vai a bello che narrare a non correre. A forte, suona forte che non ti intendene, suona commente a forte. Pezzi. Pezzi e dorminte, che renare chieste sempre dorminte, questo pezzi che renare chiacchiere solo questo. E via, lappo sapunau e via, che renare chi lappo solo sapunau, lappo, sapunau e via, lappo solo sapunau, che renare samatessi cosa. Craru, craru che su sole, commente craru, che renare chi limpido. A sarizza, sono a barrauso, a sarizza, ogni scutta, a sarizza che narra che non ci sono zezzi, ma penso che frasi ergoi si possano comprendere. De rugratisi, intendete bene questo avverbio, de rugratisi, che potete intendere per certa sabidasa de ruccatile. E che l'intendiamo in questa frase, la da postus agradea de ruccatile, che non è la posta ruccatura in mezzo. Andiamo a dennantisi. De badas. Su un andauso de badas a nugoro. E te che narrare questo de badas? Che è de narrare che su un andauso in vano. De repente che narrare diretto, che narrare samatisi cosa de diretto. Este è morto de repente, este è morto diretto. Tutto in uno, la desaccattare scritto, ma devo narrare tutto in uno, che si chieste pesavo, tutto in uno, che narrare chi a s'improvviso si chieste pesavo. A si spessata, bi l'ha fatta a si spessata, che narrare chi l'ha fatta in un momento che non si li settia nemmos. A si spessare che renare chi non vi pensante nemmos. A forza, che l'ha da trazzau a forza, che renare chi che l'ha trazzau con forza. Curre, sas cosas che si ha che ne curre, non benini mai bene. Curre est queste cose che si ha che non ho pago, andiamo frettolosamente per non comprendere e che non essini mai bene. Rue, idi in cue, rue, che narrare rughinde senza rughere. Faghe, mannai este sempre faghe, che narrare chi este sempre indaffarata in qualche cosa, sempre a chinde, sempre con qualche cosa in mano, magari un carchivaina de domo, in questo caso, per esempio, chiamornao noi. Acqua. Sini bidinde acqua, che narrare chi in un quauso può si viere che ne morbide via le schire. Questo acqua, poi veste cua, chi è samatessi cosa, e lo possiamo usare in questo esempio. Agene, tutto, cua, tutto insomma sempre chi non si indabizza della gente o chi non si deve abbizzare. In corso. Lilata segada in corso. Bellazzo comprendere in italiano, ha tagliato corto sa traduzione in italiano. Lilata segada in corso che narrare chi ponimmo si linnande una cosa a un'altra persona, non vada a usare meda sa paragola sa può usare a comprendere. Incara. Lilata nao incara che narra faccia a faccia. Conforma a. Ti pagamos conforma a su chiagese, che narrare chi ti pagamos a seconda de su chiagese, conforma a malo,
su pizzinno e sta chinde a malo. Questo è comprensibile, non veste bisogno di voler spiegare. Mi pare che avere un po' esempio con i avverbi del modo e poi comprendere come possiamo fare questa vita di cada giorno, abbiamo inteso meda espressione, meda frase, meda modo ordinare. Che spero che vi possano aiutare a voi spiegare un'incrasa se volete usare questa lingua che lo torna a narrare che è bello a sciunessica questa lingua nostra. Devo con tutto gusto avverbi del modo che spero che vi siano aggradati al modo ordinario di sardo, vi lascio e vi do appuntamento sempre alla prossima puntata per imparare la lingua sarda.